Secondo stralcio del traforo di Sant'Augusta, dall'ospedale civile al cimitero di Sant'Andrea. Partita la progettazione, cantiere al via per gli inizi del 2019, quando dovrebbe terminare il primo blocco di interventi. A Vittorio Veneto sopralluogo e punto della situazione da parte del sindaco Roberto Tonon e del deputato PD Roger De Menec, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Finalmente, le promesse si realizzano. È un'opera attesa da decenni. Qualcuno sospettava che l'uscita che avevamo fatto ufficialmente con il ministro Del Rio poco più di un anno fa fosse elettoralistica. Siccome non c'era nessun tipo di elezione, abbiamo garantito che le promesse sarebbero state mantenute e anche il CIPE, visto che i soldi sono stati stanziati, quasi 60 milioni di euro, ha garantito che quest'opera si farà. Sopralluogo utile anche a verificare i danni subiti nel corso dei lavori dai residenti. I cittadini saranno risarciti per i danni che hanno subito e che peraltro, purtroppo, vista la complessità dell'opera, per taluni versi erano anche già previsti. Opera che si conta sia pronta per i mondiali di Cortina del 2021, così come l'elettrificazione della tratta ferroviaria Vittorio Veneto, Ponte nelle Alpi fino a Belluno e Feltre, una sorta di metropolitana di superficie, una nuova opportunità di mobilità sostenibile. Nella giornata odierna forse cambia volto un pezzo della regione Veneto, perché c'è questa condivisione di un progetto legato all'elettrificazione della ferrovia. È una grande opportunità dal punto di vista economico, opportunità turistica, opportunità culturale, perché le due province iniziano a parlarsi da oggi. Ci siamo, continuiamo a parlare insieme e a elaborare progetti di questo tipo.